i nostri ospiti sono i campioni internazionali più forti di questo torneo, questo lo dobbiamo dire, Luca e Marco, Marco Garavini e Luca Cramarossa, avete tutti dei cognomi particolari che noi in Sardegna non siamo abituati, tu sei Luca Sì. e tu sei Marco, molto più semplice. Abbiamo sentito prima Beppe Martinez e Alberto Nessi non era proprio felicissimo della performance, voi cosa ci dite? Beh, sicuramente abbiamo giocato contro due amici, contro l'organizzatore del torneo, è stata comunque una piacevole partita. Eravamo favoriti, siamo riusciti a vincere abbastanza agevolmente, però ci hanno comunque messo i bastoni tra le ruote. Sì? Sì, ci hanno messo un Sei po' in d'accordo? difficoltà. Gli avete regalato qualcosa? Dite la verità, perché magari di fronte all'organizzatore... No, guarda, io sono un po' più pacifista da questo punto di vista, ma Luca tutte le volte che io cerco magari di giocare se l'avversario non è al nostro livello, è un po' più basso e soprattutto se sono amici cerco di giocare un po' più in tranquillità. E invece Luca è abbastanza sergente da questo punto di vista. Se la partita deve finire 6-0, il bastone mi sa che me lo sono deve dato in finire testa un paio di 6-0. volte io, non è vero che ho messo Ti il è bastone andata tra le male, ruote. ti è andata male solo il sorteggio, Beppe. Poi... No, il sorteggio mi è andato bene, io sono contento, ci hanno permesso di palleggiare con loro nel riscaldamento, quindi È sempre sono un grande felice. onore giocare con voi, mi sembra di capire. Grande Beppe. Va bene, siete qui in Sardegna, siete felici di starci? Sì, molto felici, erano 2 anni che non tornavamo. Ci siamo visti 2 anni fa. Sì, e quindi dai, siamo molto contenti, per il momento il tempo è bello, speriamo che continui così e speriamo di fare un bel torneo. Va bene, ci sentiamo dopo per le interviste al backdrop. Ciao dopo. Ciao.